con 232,50 punti si aggiudica questa quinta edizione del Coffee Show Latte Art a Siracusa. Giuseppe Fiorini! Successo per l'edizione 2015 del Coffee Show Latte Art. A determinarlo la sinergia tra professionalità, creatività e passione, ingredienti recepiti dal folto pubblico presente. La manifestazione organizzata da Gaetano Bongiovanni, presidente dell'Associazione Culturale Enogastronomica Mangiare Bene e non solo, ha visto trionfare Siracusa e Palazzolo. Protagonisti dell'evento sono stati, come nelle precedenti edizioni, i campioni nazionali Andrea Antonelli e Chiara Bergonzi. Qualcuno direbbe ce l'abbiamo fatta. Anche questa quinta edizione è terminata e penso con grande soddisfazione dalla provincia di Siracusa, perché per la prima volta, dopo 5 edizioni, se la aggiudicano 2 siracusani, uno DOC e uno della provincia. Quindi direi che con grande soddisfazione Siracusa può dire che Coffee Show Latte Art 2015 c'è. Grande successo per la quinta edizione del Coffee Show Latte Art, una kermesse veramente straordinaria, con un'affluenza di pubblico straordinaria e tantissima, veramente tanta gente, sia da sabato, domenica e lunedì, 3 giorni intensi. Quindi dobbiamo sostenere adesso a gennaio al SIGEP i 2 nostri siracusani, Giuseppe Fiorini e Giuseppe Valvo. Quindi vi darò anche appuntamento a gennaio informati per come andrà a finire la tappa di Rimini, e vi do appuntamento alla 6ª edizione del Coffee Show Latte Art. Non è questione soltanto di fatica fisica, ma l'inventarsi sempre